Gli ingredienti che ci occorrono per queste morbidissime merendine sono 175 g di farina, 55 g di fecola di patate, 200 g di yogurt greco o yogurt bianco, quello che vedi te l'ho mostrato nell'ultimo video svuota la spesa. Se te lo sei perso ti lascio il link in alto a destra. Poi 100 ml di olio di semi, 150 g di zucchero di canna, 3 uova, una bustina di lievito per dolci, aroma alla vaniglia, un pizzico di sale e 50 g di gocce di cioccolato, o anche di più volendo, così si fanno più cioccolatose. Come facciamo solitamente per ogni torta o muffin, andiamo a rompere le uova all'interno della ciotola della planetaria, oppure all'interno di una ciotola normale. Le uova, mi raccomando, devono essere a temperatura ambiente, così da montare meglio. Puoi lavorare questo impasto anche con delle fruste a mano o con delle fruste elettriche, non necessariamente devi avere la planetaria. Ok, aggiungiamo lo zucchero e le montiamo per 15 minuti. Quando le uova saranno diventate gonfie e spumose e avranno quindi raddoppiato il loro volume, aggiungo a filo l'olio di semi, l'estratto di vaniglia e lo yogurt greco. È il momento di aggiungere in più riprese e setacciati la farina, la fecola ed il lievito. Ci siamo, come vedi l'impasto è pronto per essere trasferito all'interno dei pirottini. Quelli che vedi l'ho comprati dal Todis a pochi euro. In alternativa, se non ce l'hai, puoi utilizzare anche i pirottini per i muffin. Però io voglio creare i mini plum cake, quindi farò con questi. E c'erano anche di vari colori. Io l'ho scelto di questo viola, che mi piace in contrasto con il giallo dell'impasto. Se hai lo spallinatore puoi utilizzare anche quello per evitare di fare disastri. E tu ti starai chiedendo: Irene, le gocce di cioccolato dove sono? Adesso ci arriviamo. Quindi sto mettendo un po' di impasto all'interno dei pirottini. Quindi queste sono delle perfette merendine per la colazione dei tuoi bimbi, invece di comprare quelle che si trovano in commercio che sono piene di schifezze. Le puoi preparare a casa, come vedi, in poche e semplici mosse, e almeno sai quello che c'è dentro. Se vuoi, sul canale trovi anche altre merendine come le Camille ed altre. Ti basterà andare a dare un'occhiata sulle playlist e poi ti lascio qualche ricettina direttamente nelle schede. Che bell'impasto che è venuto, veramente splendido. La cosa brutta di questi pirottini è che non tengono la forma. Mettiamo le gocce di cioccolato. Ricopriamo con altro impasto. Un consiglio: non comprare i pirottini, cioè ci vuole lo stampo da plum cake, non questi così, quelli d'alluminio. Cioè con questi non fai niente. Cioè io ho dovuto fare tutto sto tram tram ed alcuni l'impasto è uscito. Insomma, e cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa. Poi sempre alla prova con lo stecchino. Ma guarda che carini che sono, quelli piccoli sono troppo pucciosi ed ammira la morbidezza di queste buonissime merendine. Se la ricetta ti è piaciuta, come sempre, ricordati di iscriverti attivando la campanellina tutte, di regalarmi un bel pollice in su e di condividere la preparazione sui tuoi social.